Conferenza stampa all'Unical per presentare la seconda edizione della Festa dello Studente e della Solidarietà. La prima edizione si è svolta il 15 maggio scorso con l'obiettivo di raccogliere fondi per poter curare negli Stati Uniti Erika, una bambina di 4 anni affetta da una rara malattia. Quest'anno i proventi saranno impegnati per l'acquisto di carrozzelle da spiaggia Job Chair, acronimo napoletano che sta per Riamo Bagno. Queste sedie a rotelle particolari permetteranno alle persone disabili di trascorrere piacevoli momenti al mare, così la pensa anche il direttore amministrativo dell'Unical, Bruno Adamo. Alla manifestazione istituita dal Consiglio degli Studenti partecipano diverse associazioni di volontariato nazionali e locali, tra cui Amnesty International, Unicef, Emergency, Croce Rossa Italiana, AISM, ADMO, La Spiga, Diamoci la mano e Un sogno per la strada. La festa si svolgerà nello spazio antistante il Dipartimento di Linguistica, giorno 8 luglio dalle 20:30 in poi. L'evento sarà aperto dal gruppo di musica popolare Radici Calabre.